Rieccoci, primo sito e pares, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in ritardo, siamo anche sulla pagina Facebook, ormai anch'io sto dando un po' i numeri, questo coronavirus sta prendendo anche sottoscritto, va bene. Abbiamo collegato da Los Angeles Fabio Sardena, perché anche lì la situazione sicuramente non è delle migliori, eccolo qui, lo vediamo ora. Buonasera Fabio, anzi ti do del tu perché tanto ci conosciamo, quindi ciao Fabio. Allora, com'è la situazione lì a Los Angeles? Tu sei un po' in periferia di Los Angeles, però la situazione del coronavirus com'è lì dall'altra parte dell'oceano? Ma qui, buonasera Giorgio intanto e buonasera ai telespettatori. Qui la situazione è un pressappoco quella che avete vissuto in Italia nelle settimane precedenti. Siamo in ritardo rispetto al punto in cui voi siete ora e sostanzialmente si vivono anche le stesse emozioni perché c'è una certa dose di scetticismo che ancora caratterizza colleghi, vicini di casa, ancora in molti non credono che questa sia una minaccia reale. Poi non aiutano certo le dichiarazioni del Presidente che nonostante abbia annunciato quel piano economico molto forte, comunque se ne esce con le sue affermazioni, esclamazioni dove la cura non può essere più dannosa della malattia e altre dichiarazioni per cui vuole riaprire il paese entro Pasqua. Sono affermazioni che ricordano un po' altre sue uscite precedenti dove poi comunque l'amministrazione, il governo va a riportare nei binari l'operato dell'amministrazione stessa. Immagino avrete visto. Però Fabio, nelle dichiarazioni del Presidente ha fatto crescere in un giorno ieri la borsa dell'11%, ha dato una solidità al Paese. Ti faccio questa premessa per chiederti, lì tu sei un italiano, sei uno di Padova, stai lavorando lì in America, ecco, lì contano di più i valori umani o i soldi? Ma diciamo che l'idea che mi sono fatto anche prima di questa emergenza è che comunque la gente ha un senso civico e un senso del dovere probabilmente superiore a quello dell'italiano medio, per cui è vero che il denaro conta molto, ma conta ancora di più rispettare le regole e seguire quelle che sono le indicazioni che vengono fornite dalle autorità. Quindi stiamo entrando adesso in una fase di lockdown, di chiusura progressiva simile a quella dell'Italia, un po' più accelerata perché probabilmente hanno visto e imparato la lezione dai paesi esteri, Italia e Europa in primis. E quindi da prima hanno chiuso le scuole e adesso hanno chiuso tutte le attività lavorative non essenziali e la gente si attiene a queste misure. Poi ci sono sempre le eccezioni, gente che va in spiaggia, gli spring break in Florida che continuano ad avvenire, ma perché? Perché non hanno chiuso, non hanno vietato gli assembramenti, ma semplicemente hanno detto evitate il contatto. Ma il giorno che verranno a dire evitate il contatto, io mi aspetto che la gente faccia così e lo vedo nei comportamenti dei vicini, per cui la gente resta in casa, effettivamente, è vero, lo stanno prendendo in maniera abbastanza seria. E il servizio pubblico, metro, autobus, i treni sono diminuiti oppure sono sempre con molta gente che ovviamente li riempie? Ma partiamo dal presupposto che il trasporto pubblico in America non è una realtà così forte e sviluppata come in Europa, perché qui non esistono i marciapiedi, la mobilità è intesa come lo spostamento in auto, quindi la gente continua a spostarsi con la propria auto per andare al supermercato. Vedo che ci sono ancora degli autobus che passano per strada, però veramente erano deserti prima e immagino che siano ancora meno affollati ora. Senti, ringraziandoti Fabio di questo collegamento, la percezione che hai tra i tuoi colleghi, tra la cittadinanza di Los Angeles, di quelli vicino a Los Angeles dove vivi e lavori tu, com'è? È una percezione di paura oppure noi non saremo intaccati come l'Europa, come la Cina? Ecco, siete ancora distanti da quello che abbiamo recepito noi secondo te? Io
Nel piccolo della mia azienda, che è la filiale americana di un'azienda di Padova, noi abbiamo preso la cosa molto seriamente, ma anche grazie alle indicazioni della nostra casa madre italiana e per il fatto che comunque io li rappresento, sono italiano, quindi abbiamo messo in piedi delle misure super cautelative fin dall'inizio, quindi ad oggi abbiamo diviso il turno di magazzino in due turni, uno della mattina e uno della sera, in modo da dimezzare i contatti del personale che comunque è dotato di guanti e mascherine e disinfettanti, lozione per la pulizia delle mani e pulitura straordinaria degli spazi comuni. Abbiamo tolto metà delle sedie in sala mensa e comunque mi pare che la gente tenda a consumare il pranzo separatamente e abbiamo lasciato a casa tutti gli impiegati dell'ufficio in smart working home office, quindi abbiamo colmato, abbiamo preso dei laptop e abbiamo connessioni VPN, Teams, Microsoft Teams che è come Skype e quindi ci parliamo così. E noi siamo ancora aperti perché è un'industria che opera nel settore del trattamento acque e quindi è uno dei 16 settori ritenuti strategici che ancora possono continuare a lavorare, altrimenti gli altri settori sono chiusi. Mia moglie, che oggi è dovuta andare dal dentista, ha dovuto guidare mezz'ora per trovare un dentista che la potesse trattare, proprio perché gestiscono solo le emergenze ora. Ecco, Fabio, le ultime due domande, uno per quanto riguarda la sanità, com'è la sanità lì a Los Angeles, e la seconda, tu sei un manager affermatissimo, si sta meglio lì o in Italia, visto che sei un italiano? È una domanda difficile. Qui non si sta male, voglio dire, una volta che ci si fa la pasta fatta in casa e si trova con un po' di difficoltà qualche prodotto italiano, si colma la difficoltà più pesante, che è appunto il cibo. Diciamocelo, a noi italiani piace mangiare, a me poi in maniera particolare, quindi Ma dove vive esattamente lui? Dove vivi esattamente, Fabio? Orange County Ah, beh, è a insomma, sì, da Los Angeles. certo. E per Bel quanto posto. riguarda la sanità, invece? La sanità era il grosso problema che ed è un po' ironica la cosa, cioè qui ho visto dei filmati in America per cui la sanità italiana viene denigrata e etichettata come scadente, quando invece sappiamo benissimo che la sanità italiana è a livello di copertura della popolazione e dei servizi che vengono prestati e della stessa efficienza del servizio è superiore alla sanità americana. Qui si temeva che la gente non potesse accedere al test del coronavirus o ai trattamenti del coronavirus perché se non hai copertura sanitaria è un bagno di sangue. E quindi questi interventi ultimi che hanno fatto, per cui i test vengono garantiti alla popolazione, sicuramente aiutano, così come aiutano tutta Ma è una vero serie che di un incentivi. test, ci dicevano che un test costa $3.000, un test del tampone, è vero? Ma sì, costa $3.000 anche un'estrazione di un dente, quindi solo che poi subentra l'assicurazione che copre l'80-90%, assicurazioni che costano $10.000 all'anno comunque, quindi è un mondo completamente a parte. Diverso. Bisogna vedere questa gente, se ricoverata, se le assicurazioni si fanno carico di coprire costi di decenze ospedaliere che dureranno svariate settimane e la gente qui partorisce in un giorno, cioè loro fanno una notte in ospedale e poi escono. Perché? Perché costa decine di migliaia di dollari stare in ospedale una notte. Certo, è tutto diverso. Grazie Fabio, grazie. Buon lavoro. Buon lavoro, grazie a Fabio Sardena da Los Angeles, grazie a questo lì la vita davvero è tutta diversa dalla nostra, è un po', quando ascoltiamo queste cose, 10.000 euro di assicurazione per pagarla, 3.000 euro un tampone, lì davvero per se ti fai male devi davvero andare con non una carta di credito, con 10.000 carte di credito o no? Ma tutti i sistemi diversi. Sicuramente il nostro sistema sanitario nazionale comunque rappresenta un unicum di grandissima qualità e questo va soprattutto a merito non tanto dei politici che gli hanno sempre ridotto i finanziamenti, quanto a merito va proprio per il personale sanitario, dai medici, ai professori, agli infermieri, che noi abbiamo una qualità proprio del fattore umano che è assolutamente superiore a quella degli altri paesi. Su questo ne sono assolutamente convinto.
Per cui è chiaro che all'estero... Però, se mi permettete, vede direttore, in questo frangente... Potete intervenire, può intervenire anche lei. In questo frangente tutto tace, tutto si ferma. Cos'è che rimane effettivamente? Quello che si pensava indispensabile, no? Non so, gli stadi, le partite di calcio, i calciatori, tutto tace, tutto si ferma. Cos'è che è aperto 24 ore al giorno, 7 giorni su 7? L'ospedale, che è il centro che ti può dare la vita, ti può salvare la vita. Come ha trattato l'Italia gli ospedali e gli ospedalieri? Quanta gente ha dovuto lasciare l'ospedale per andare all'estero? Quanta gente se n'è andata dai pronti soccorso dall'ospedale per andare a fare i medici di base? È chiaro che ci troviamo in questa situazione adesso. Quale valorizzazione ha avuto il medico ospedaliero? Eppure quando salvi una vita non è che c'è il boato dello stadio, le bandiere, gli striscioni che dicono che bravo che sei stato. È questo che dobbiamo hanno iniziato a esserci. È questo che dobbiamo pensare. Ma noi non abbiamo bisogno di striscioni o applausi, perché quello che facciamo adesso lo facevamo ieri e lo faremo domani. Ma lo Stato com'è che ci ha trattato? Com'è che ci tratta? Quante denunce per i medici, ve ne ricordate voi? Quanti venivano addirittura picchiati i medici al pronto soccorso? Allora, o questa emergenza ci dà un'opportunità di dire dobbiamo darci una regolata e dobbiamo fare una scala di valori di che cosa è importante di più nella nostra vita, altrimenti non ce n'è per nessuno. Ma hai fatto bene a ricordarlo, perché dovevo, dottor Avruscio, dare delle risposte, avevo chiesto proprio a lei di dare delle risposte ai messaggi, ce ne sono di nuove, però possiamo rivedere i precedenti, chiedo a Dennis se mi fa vedere i precedenti, perché dovevo obbligatoriamente dare delle risposte ai nostri telespettatori. Abbiamo quelle vecchie, i vecchi messaggi rapidamente, se li ricordiamo, perché uno avevo chiesto al dottor Avruscio di dare una risposta, e ti garantisco, dottore, che non ricordo nemmeno più qual è il messaggio. Una perché aumentano i morti, mi ricordo. Perché aumentano i morti. Perché nonostante aumentano i morti, perché c'è tanta gente ricoverata da tanto tempo, e quindi un discorso che parte non da adesso, non è che uno si ammala oggi e muore domani. E purtroppo ci sono tanti casi gravi in terapia intensiva, con tante persone che sono meno giovani e quindi con tante complicanze, per cui dalla terapia intensiva non sempre ritornano a subintensivo oppure guariscono, ma purtroppo poi dopo muoiono. Allora chiedo alla regia se vediamo i nuovi. Vediamo quelli nuovi, mi dice giustamente la regia, perché riportare quelle vecchie diventa problematico. Allora andiamo a leggere i nuovi, poi siamo anche in chiusura. Allora, buonasera. Può essere utile prolungare la chiusura delle aziende non strategiche come accade oggi fino a dopo Pasqua? Grazie Riccardo. Può essere utile, presumo di sì, che sia utile, poi starà a vedere le aziende se potranno mantenere questa decisione. Bisogna vedere chi si sobbarca il costo del mancato reddito prodotto. È quello il problema, giustamente Pontelli. Allora andiamo a leggere l'altro. Buonasera, vorrei delucidazione in merito allo spostamento di una nonna per accudire nipote minorenne, 3 anni, che si trova in un comune limitrofe. Grazie. Può farlo, l'importante è che faccia un'autocertificazione, e sicuramente può fare se deve accudire un nipote di 3 anni per motivi di lavoro. Presumo che la mamma di questo bambino deve andare al lavoro, lei deve accudirlo, se fa un'autocertificazione questo lo può fare. Andiamo avanti con un altro messaggio che arriva, eccolo qui. Buonasera, ho una domanda, ma quindi da ora in poi le Olimpiadi si faranno sempre negli anni dispari? No. È una domanda? Si chiamerà 2020 lo stesso. No, perché poi ci sono anche le Olimpiadi invernali, per cui si sfalserebbe tutto. Quindi è uno spostamento, come è successo in un altro periodo, che si è spostato di un anno, mi sembra a Berlino, le famose Olimpiadi di Berlino, però dopo si ritorna. Riprende tutto normale. Andiamo con l'ultima di questa serie da 4 che arriva, eccolo qui. Ma cosa succede se mi sposto con l'autocertificazione vecchia, prendo la multa? Sì, c'è un'autocertificazione nuova che delimita da comune a comune, quella vecchia non è più valida perché è stata fatta quella nuova, e quindi deve farsi, è facilissimo, poi va nel sito del Ministero e la trova, quindi non è difficilissimo fare un'autocertificazione nuova, e sicuramente basta che se la prenda dal sito del Ministero. Posso aggiungere una cosa? La diversità tra l'andamento, diciamo, tra il minore incremento dei nuovi contagiati e l'aumento dei morti è legato al fatto che le persone che purtroppo, ricordiamocelo purtroppo, perché stiamo parlando di drammi umani, familiari, sono legati a quando l'aumento dei contagi raggiungeva il 20, 30, il 40%.
Ora, perché calino i morti, sarà necessario che quelle persone, il minor tasso di incremento dei contagiati si trasferisca poi in minori morti. Bisogna avere quelle famose 2 settimane di tempo. Non è solo e quindi questo cosa significa? Prossima settimana o fra 2. Esatto. Questo cosa vuol dire? Uno, che le forme di contenimento sicuramente hanno avuto un grande merito. Secondo, perché questo lo si dimentica, che i veneti soprattutto stanno facendo diligentemente il proprio lavoro. Sì, ma c'è un'altra situazione che distingue, ripeto, da tutti quanti il resto. Il numero dei tamponi che sono stati fatti a Padova e in Veneto superano di gran lunga qualsiasi percentuale alla popolazione. Questo ha permesso, ripeto, di trovare gli asintomatici. C'è un articolo che era uscito i primi di febbraio sul British Medical Journal che parla del paziente tedesco, primo paziente tedesco che è stato contagiato da una sua collega di Shanghai, che è stato contagiato quando questa collega di Shanghai stava benissimo, per cui è stata male dopo che è ritornata in Cina. È questo che bisogna evitare, quindi vuol dire che se uno sta bene, però ha il virus, può passarlo. E allora a questo punto isolare i positivi asintomatici è stato fondamentale, continua ad essere fondamentale e io spero che se ne rendano conto. Adesso si stanno ricevendo molte telefonate anche Sud Italia perché anche loro vogliono fare assolutamente i tamponi, ma è questa la via maestra, è questa che ci ha insegnato il professor Crisanti e la Regione Veneto per fortuna l'ha adottata. Questa è l'unica differenza che c'è con tutto il resto. Bene, allora in chiusura invece andiamo a vedere un servizio utile per chi deve prendere la pensione, vista che è stato anticipato da parte dello Stato, però ci sono dei giorni prefissi in ordine alfabetico, andiamo a vedere questo servizio. In tempi di coronavirus, con l'intento di prendere ogni precauzione per evitare il diffondersi del contagio, cambia anche la metodologia di pagamento delle pensioni. 2 le novità: il pagamento delle mensilità di aprile, maggio e giugno sono anticipate a giovedì 26 per i possessori di BancoPosta, libretto postale o carta PostePay Evolution, che possono prelevare le pensioni in contanti dai postamat, senza recarsi allo sportello. Chi invece non può evitare di ritirare la pensione in contanti sarà pagato in maniera scaglionata, a seconda della lettera iniziale del cognome, onde evitare assembramenti fuori e all'interno degli uffici postali. Giovedì saranno effettuati i pagamenti per le lettere A e B, venerdì per le lettere C e D, sabato per i cognomi che iniziano dalla lettera E alla K, lunedì dalla L alla O, martedì dalla P alla R e il 1° aprile dalla S alla Z. Si ricorda che gli uffici postali sono per la maggior parte aperti dalle ore 8:20 alle 13:35 dal lunedì al venerdì. Sabato invece la chiusura è fissata per le ore 12:35. Ci sono inoltre alcuni uffici postali aperti a giorni alterni. In questi la consegna delle pensioni avviene in 3 giorni, sempre a scaglionamenti, in base alla lettera iniziale del cognome. Il primo giorno dalla A alla D, il secondo dalla E alla O e il terzo dalla P alla Z. È quindi raccomandato recarsi negli uffici postali esclusivamente nel giorno dovuto, avendo cura di indossare i dispositivi di protezione personale, di entrare in ufficio solo all'uscita dei clienti precedenti, tenendo la distanza di almeno 1 metro. È inoltre consigliabile, prima di uscire, telefonare per verificare l'apertura dell'ufficio postale più vicino. Mancava l'ultima grafica per quanto riguarda i contagi e decessi nelle case di riposo. Diamo anche questo dato purtroppo perché è giusto darlo, così abbiamo la panoramica completa. Vai Denis. Esattamente, vediamo allora il dato fornito dalla regione. Vedete ci sono 3 colonne, per ogni ULS c'è il dato relativo agli ospiti positivi, quindi diciamo i pazienti, i dipendenti positivi e purtroppo gli ospiti deceduti. In totale, considerando tutte le case di riposo delle 9 ULS, sono 336 gli ospiti positivi, i dipendenti positivi 211 e 30 gli ospiti deceduti. Ovviamente vedete che il dato in assoluto più alto è quello relativo all'ULS 6 Euganea, anche perché c'è la questione appunto ormai conosciuta, insomma, della casa di riposo di Merlara, dove tutti gli anziani sono risultati positivi e alcuni purtroppo hanno anche perso la vita. Il dato più evidente però è quello della Marca Trevigiana, perché se tu vedi 145 ospiti
nella USS Euganea 145 ospiti e 13 morti contro la metà di ospiti del... Rimettiamo la grafica gentilmente? Così facciamo un ragionamento con il... Eccola qui. Ecco, vedete che nella USS della Marca Trevigiana 72 ospiti, dipendenti positivi, insomma 47, 11 ospiti deceduti. Il doppio corrisponde quasi alla stessa mortalità della Marca Trevigiana, quindi l'elemento in percentuale più grave più alto è la Marca Trevigiana, perché non è soltanto il numero, ma è il doppio di ospiti e con quasi lo stesso numero di morti. Lì abbiamo in pratica 11 su 72, credo che sia quasi il 15%, mentre 13 su 145 è molto meno. Vabbè, è il solito esatto. Vabbè. Allora siamo così, Presidente Bardella, vuole dire qualcosa? No, io volevo solo mandare un messaggio quel 40% che nella nostra regione ama lo sport, frequenta le palestre, va sulle piste ciclabili, eccetera. Non abbandonate lo sport, lo potete fare a casa. Sì. Non sedete. Mi scusi, anche qui a casa, se uno ha un appartamento, se uno vive in 50 metri quadri, in 2 o 3, va su e giù dal letto. Guarda che noi abbiamo mandato come CONI regionale, attraverso la scuola regionale dello sport, un messaggio. Si può fare anche in un ambiente piccolo. Bisogna fare movimento sportivo, non star seduti davanti alla televisione 12 ore. Bisogna muoversi. Voglio dire anche fare una passeggiata attorno alla casa da soli sempre, questo lo si può fare, non si può andare in gruppo, cioè cercate di fare le cose per mantenervi in forma, perché non è un periodo breve, non è una settimana, vero dottore? Sarà un mese, 2 mesi. Muovetevi. Ha fatto bene Gianfranco nel ricordare questo. Ricordiamo che noi tutte le mattine alle 10:25 abbiamo la trasmissione ginnastica in salotto. Quindi prendete, collegatevi con Triveneta e per mezz'ora fate un'attività sportiva, quello che vi segna ovviamente l'insegnante di quella trasmissione che va in onda tutte le mattine da noi alle 10:25 di mattina. Vi ricordo poi l'appuntamento domani, anzi tutti i giorni con il telegiornale e con i collegamenti con la regione del Veneto, anzi con la protezione civile del Veneto, dove si trova il governatore Zaia, dalle 12:30 all'1:30. Noi facciamo tutti i giorni questo tipo di trasmissione con poi collegati i vari sindaci del nostro territorio e ovviamente seguite anche il nostro telegiornale che vi dà tutte le informazioni fresche purtroppo di quello che sta succedendo. Ringrazio Francesco Pontelli, grazie, è stato con noi, è stato davvero molto gentile, grazie anche a Gianfranco Bardella, è stato molto utile, grazie anche al dottor Giampiero Avuscio che viene sempre a trovarci. Saluto Elisabetta Corazza in redazione. Studio e chi ci ha seguito da casa. Ecco, abbiamo sentito l'ultima parte, però c'è il saluto di Elisabetta. Saluto anche Dennis che ha lavorato molto per organizzare anche lui questa trasmissione. Buonanotte Dennis. Buonanotte a voi. E saluto ovviamente la regia con Marco e Claudio e vi auguro una buonanotte, sperando domani sia un giorno migliore di questo. Buonanotte. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da Dispar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni. Il valore della scelta.